Continua lo screening sulle persone entrate in contatto con i 9 soggetti positivi scoperti all'ASP di Cosenza, ricostruita la catena grazie alla collaborazione delle comunità senegalese. Nessun contagio al momento tra i sanitari che hanno avuto in cura la bambina. Blitz dei carabinieri nel Reggino, in manette una vedova 57enne che dirigeva le attività criminali dei 2 figli in carcere per spaccio di droga. Genero accoltella il suocero mentre è seduto al bar. L'episodio ripreso dalle telecamere di sorveglianza è accaduto a Mesoraca. La messa allo stadio in onore della Madonna del Carmelo, Marono Calabro. Domani torna in campo la Serie B, il Crotone insegue la Serie A sempre più vicina, il Cosenza gioca nel tentativo di rimanere agganciato alla Serie B. Buonasera dalla redazione TG10, dunque in apertura la vicenda della famiglia senegalese positiva al coronavirus, famiglia che vive a Cosenza. Dopo i 9 contagiati, tra cui i genitori della bimba di 4 anni, risultata positiva prima di essere sottoposto all'intervento di tonsillectomia, la task force dell'ASP di Cosenza sta ricostruendo la rete di contatti ed effettuando nuovi tamponi. Screening effettuato anche in ospedale, l'Annunziata, tra i sanitari. È preziosa la collaborazione in questo senso della comunità senegalese. Sentiamo. La città di Cosenza è riuscita in questi mesi a tenere a bada il coronavirus, il lockdown prima e le misure di prevenzione poi. Hanno scongiurato l'accendersi di focolai e il propagarsi del contagio, nonostante in provincia non siano mancate situazioni a rischio. Fino a qualche giorno fa il totale dei casi riguardanti la città ammontava a 26, un numero molto basso se raffrontato alla popolazione che sfiora i 70.000 abitanti. L'impennata di casi che si è verificata nelle ultime ore impone un innalzamento della soglia di attenzione. La casuale scoperta della positività della bimba cosentina, che prima di essere sottoposta a un intervento è risultata contagiata, ha aperto un nuovo scenario preoccupante. 8 fino a questo momento i soggetti positivi oltre alla piccola, ma lo screening continua, come conferma il direttore della task force dell'ASP di Cosenza, Mario Marino. È un'opera di contact tracing importante, spero che riusciremo entro breve a trovare i giusti elementi per poter dire che il focolaio è sotto controllo. Quanti sono i tamponi che avete effettuato oggi? Abbiamo detto che ieri una ventina, 9 sono risultati positivi. Sì, un'altra ventina oggi, domani faremo altri, facciamo dei tamponi mirati, stendendo sempre ogni giorno la fascia eventuale di interessamento. Grazie all'aiuto e al sostegno operativo delle forze dell'ordine noi riusciamo a identificare i soggetti e poi fare i tamponi conseguentemente. La preoccupa questa situazione di Cosenza? Non è assolutamente da sottovalutare e soprattutto invito la cittadinanza tutta a riprendere quelle cautele e quelle attenzioni che ripeto sono il distanziamento, mascherina, igiene delle mani, che ci hanno aiutato a non essere colpiti come altre regioni dal Covid-19. Ha funzionato il sistema di prevenzione attivo in ospedale, che prevede il test per chi deve essere ricoverato, ma per scongiurare qualsiasi rischio, anche i sanitari venuti a contatto con la bimba sono stati sottoposti a tampone. A fronte della positività è stato necessario andare a ritroso in tutto il percorso che la pazientina ha effettuato all'interno dell'ospedale e sono stati sottoposti a tampone allo stato attuale circa 60 operatori sanitari e ancora ne stiamo sottoponendo. Questo è importantissimo da sostenere in termini numerici perché deve ancora di più farci tenere altissima l'attenzione. Fortunatamente allo stato attuale sono tutti negativi, comunque non abbassiamo la guardia. Nell'indagine epidemiologica sta risultando fondamentale la collaborazione della comunità senegalese. Il mediatore culturale Ibrahim Diop supporta la task force nella ricostruzione della catena di contatti. Stamattina sono stato alla questura, prima all'ufficio immigrazione, dove abbiamo cercato di fare un po' la storia dei movimenti dei familiari di questa bambina e poi con il dirigente siamo andati all'ASP dove con l'aiuto dei infermieri siamo riusciti a fare il tampone a alcune persone che sono stati in contatto con questo. Quindi ho fatto un elenco di persone che sono stati in contatto a mia conoscenza con questa famiglia, io in primis, e poi abbiamo tutti fatto il tampone. Ecco. Stamattina presto io, mia moglie e i miei figli siamo stati prima in una clinica privata dove abbiamo fatto il test
e pochi minuti fa è arrivato il risultato, mia moglie mi viene a dire che sono risultati tutti negativi, a me e alla mia famiglia. Bene, intanto accanto all'attività dell'ASP, quella in questo caso di contact tracing e quella invece che si effettua su chi rientra in regione, ci sono anche tantissimi screening fatti con i sierologici. A Cosenza questa mattina la postazione della cooperativa sociale Adis per i test rapidi per l'accertamento del contagio e in 3 giorni sono stati effettuati centinaia di test. Prosegue la campagna di screening con l'utilizzo dei test rapidi per l'accertamento del contagio da Covid-19. Ecco la postazione della cooperativa sociale Adis allestita a Cosenza, in piazza Loreto. Solo in mattinata oltre 30 le persone che si sono sottoposte al test pungidito. Una goccia di sangue viene prelevata dal dito del paziente e i risultati vengono letti in circa 10 minuti. La gente sta rispondendo, abbiamo fatto un bel po' di test, tutti negativi. Anche nelle giornate del 14 e 15 luglio molte le persone che si sono fermate nelle postazioni dell'Adis allestite sempre a Cosenza in via Tagliamento. Abbiamo fatto ieri e altri 30 ieri mattina, abbiamo fatto solo la mattinata, invece l'altro ieri ne abbiamo fatto una 60. E sono tutti risultati negativi? Risultati negativi. Ieri abbiamo avuto 2 pazienti IgG, quindi che avevano sviluppato gli anticorpi, quindi che avevano avuto in passato il Covid e avevano sviluppato gli IgG. Ma nessun positivo, diciamo, IgM no. Chi si ferma a fare il test? Giovani e meno giovani, anzi molti ragazzi, magari molti ragazzi che hanno viaggiato, ragazzi che arrivano da altri paesi, da Dubai, da Londra, e tutti che vengono a fare il test. È attendibile questo test? Sì, è attendibile. Noi abbiamo avuto riscontro con persone che magari abbiamo dato gli IgG positivi e che ci hanno detto sì, effettivamente ho avuto il Covid, ho avuto il tampone positivo, poi l'ho rifatto, il tampone si è negativizzato, magari l'ha avuto a febbraio, a marzo e che tuttora gli IgG ci sono. Sierologico positivo anche per un cittadino rientrato dal nord a Celico, lo annuncia attraverso i social il sindaco, saranno effettuati dei tamponi per verificare la situazione. E intanto il bollettino non può che riportare gli 8 casi riscontrati oggi, questo è il bollettino calabrese, in un panorama nazionale che vede un lieve aumento dei contagi che salgono di nuovo sopra i 200. Sentiamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 105.818 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.226, più 8 rispetto a ieri. Quelle negative sono 104.618. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 183 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 11 in isolamento domiciliare, 434 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 4 in reparto, 18 in isolamento domiciliare, 256 guariti, 19 deceduti. A Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia 2 in isolamento domiciliare, 78 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.643. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. La cronaca adesso: 3 persone, madre e 2 figli, sono indagate per spaccio di stupefacenti nel Regino. La donna gestiva il commercio della droga in casa. A capo della piccola ma efficiente organizzazione ci sarebbe stata la madre di 2 fratelli. Sarebbe stata lei, con capacità di gestione molto speciali, a mandare avanti, dirigendo i figli con profitto, l'attività di cessione di sostanze stupefacenti ai clienti che nel tempo si erano fidelizzati. Lei si chiama Teresa Pizzata, i 2 figli sono Giuseppe e Antonio Musolino. Tutti e 3 sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare perché accusati di avere detenuto tra il marzo e il luglio 2019 dosi di eroina e cocaina per venderle ai cosiddetti utilizzatori finali. Questa operazione i carabinieri del gruppo Locri l'hanno denominata convenzionalmente Donna Teresa, a conferma della riconosciuta leadership della donna. Teresa Pizzata, che ha 57 anni, e i suoi 2 figli, Giuseppe 34 anni che risiede ad Ardore, Antonio 26 anni residente a Benestare,
benestare sono già in atto detenuti perché il 9 luglio del 2019, a seguito di un'altra operazione denominata Nikita, a cui si riferiscono queste immagini, si videro contestati alcuni illeciti sempre dai carabinieri commessi nel comune di Benestare. Relativamente alle nuove contestazioni, il luogo dell'asserito reato di cessione e vendita di droga è sempre Benestare. Eroina e cocaina venivano tenute in luoghi limitrofi alla casa di Teresa Pizzata e proprio lei con i suoi 2 figli provvedevano alla consegna delle dosi prelevando di volta in volta i quantitativi richiesti. Un'altra storia di cronaca: coltella il suocero al bar, è caduto a Mesoraca nel Crotonese, la scena ripresa dalle telecamere del circuito di sorveglianza. Vediamo. Il video circola in rete, le telecamere di videosorveglianza di un bar riprendono l'aggressione del genero nei confronti del suocero avvenuta a Mesoraca. L'anziano è seduto ai tavolini del bar e osserva alcuni amici che giocano a carte. Arriva il genero che, incurante della presenza di numerosi testimoni, colpisce più volte con un coltellino l'ultrasettantenne ad una spalla. Tutto accade in pochi minuti. L'aggressore si allontana mentre la vittima rimane seduta, quasi incredula. Si tocca la spalla, il sangue inizia a colare. Il panico tra chi ha assistito alla scena. I primi soccorsi vengono prestati da alcune persone presenti in quel momento. Qualcuno cerca di tamponare la ferita nell'attesa dell'ambulanza. L'anziano non avrebbe riportato gravi ferite. Immagini forti, scioccanti. L'aggressore, proprio grazie a queste immagini e ai vari testimoni presenti, è stato dopo poche ore individuato dai carabinieri di Petilia Policastro. Secondo una prima ricostruzione, l'episodio sarebbe da collegare a dissidi privati, una storia dunque legata a continui litigi avvenuti all'interno della famiglia. Incredibile. A Montepaone Lido invece, dove si è concluso il progetto di riabilitazione psichiatrica promosso dal Centro di Salute Mentale di Soverato. Anche quest'anno al Lido del Finanziere a Montepaone Lido il campo estivo per giovani con disabilità psichica inseriti in un programma di riabilitazione psicosociale presso il centro diurno del CSM di Soverato. La riabilitazione rappresenta quel quid in più per quanto riguarda le problematiche degli psicotici cronici, quindi di malattie croniche, dove in pratica si dà la possibilità ai ragazzi di imparare delle regole, imparare a vivere insieme, imparare ad affrontare quelli che sono i problemi. È chiaro che è relativo in relazione a quello che noi riusciamo a dare, perché noi siamo limitati, non abbiamo nessun aiuto purtroppo da un punto di vista economico da parte dell'ASL e della Regione Calabria, rispetto ad altre regioni dove hanno un budget e quindi possono attingere, si può fare di più. Il progetto, giunto alla 18ª edizione, è un'esperienza ormai consolidata, molto attesa, sia dai giovani che possono così fare una vacanza al mare che dalle loro famiglie. Questo è un progetto che permette ai ragazzi di fare una vacanza. È una vacanza che in caso contrario probabilmente non avrebbero fatto con i propri genitori. Inizialmente abbiamo incontrato delle difficoltà, devo dire, anche abbastanza notevoli per l'emergenza Covid. Abbiamo trovato il Lido del Finanziere che è stato molto sensibile alle problematiche dei ragazzi, che tra l'altro già conosceva per il passato, che ci ha ospitato fornendoci tutte le indicazioni che ci hanno permesso di mettere in atto le procedure Covid che chiaramente la legge ci imponeva. E adesso andiamo a Morano Calabro per la messa in onore della Madonna del Carmelo che si è tenuta nello stadio. Sentiamo. Anche quest'anno a Morano Calabro, uno dei borghi più belli d'Italia a bandiera arancione, si è rinnovata la devozione verso la Vergine del Carmelo, patrona del borgo e degli emigranti. E mai come in questo momento c'è bisogno di fede e di preghiere, visto il periodo storico che stiamo vivendo a causa del Covid-19. Quest'anno la Santa Messa è stata officiata sì dal Vescovo della Diocesi di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino, ma non nella Chiesa della Maddalena, bensì nel campo sportivo per le disposizioni anticontagio previste dal protocollo firmato dalla CEI e dal governo sulle messe sicure e per le indicazioni date dalle diocesi. Viviamo ancora un tempo di paure, di incertezze, viviamo il tempo in cui stiamo cercando di recuperare le relazioni, c'è tanto scoraggiamento. Bene, io penso che questa sera la Madonna ci dice innanzitutto 3 cose. Ci dice: non scoraggiatevi.
abbiate fiducia e speranza. Per cui questa sera mi piace contemplare la Madonna del Monte Carmelo come la donna della speranza. La storia della devozione alla Madonna del Carmine ha radici lontane. Il titolo del Carmelo ricorda l'eredità spirituale del profeta Elia e il tempio dedicato alla Vergine Maria eretto sul Monte Carmelo in Palestina. Dal secolo XII, quando il pontefice Giovanni XXII emanò la bolla sabatina, in seguito all'apparizione della Vergine del Carmelo, il culto carmelitano si diffuse enormemente in Italia. Commovente e toccante il momento in cui la presule ha incoronato la Vergine Maria e Santa Lucia. Quest'anno non è stato possibile portarla in processione in base alle direttive, ma tanta è stata la pietà popolare ben indirizzata verso la Madonna del Carmelo. Anche i festeggiamenti civili sono stati annullati. Avremmo voluto festeggiare diversamente la nostra Mamma Celeste, tuttavia dobbiamo accontentarci, dobbiamo mettere davanti il criterio della salute pubblica, e affido nelle mani della nostra Vergine le sorti di questa comunità, dell'Italia, della Calabria e del mondo intero. E viva Morano e viva la Beata Vergine del Monte Carmelo. Il calcio adesso tornano in campo per la Serie B Crotone e Cosenza, domani sera, vediamo. Di sicuro il risultato del Trapani con il Benevento ha complicato le cose. Nonostante la vittoria casalinga con il Perugia, il cammino che porta ai play-out per il Cosenza diventa sempre più tortuoso. 4 sfide per sperare, a cominciare da quella di domani con il Pordenone. Sicuramente pensi al tuo risultato, quindi pensi a ciò che devi fare in campo, quella è la cosa più importante, mettere lo spirito giusto, mettere tutto quello che stiamo mettendo adesso in campo e poi insomma a fine gara vedere come poi se anche gli altri risultati ti danno una mano. Comunque devi pensare sempre a fare al tuo risultato, insomma. Maciacc e Asensio out, probabilmente il mister schiererà il 3-4-3 con Rivière supportato da Baez e uno tra Carretta e Balulì e sarà confermato tra i pali. Pordenone ha più armi, quindi una squadra verticale comunque, perché avendo il 3/4 e le 2 punte è una squadra che attacca bene la profondità, ha molta fisicità, quindi noi dobbiamo essere bravi ad affrontarla col piglio giusto soprattutto. Sfida ad alta quota per il Crotone che affronta la Salernitana. I pitagorici si godono il primato come squadra di Serie B più seguita sui social media con oltre 135.000 fan, ma con la testa a questo finale di stagione che regalerà tante emozioni ai tifosi crotonesi. Una partita importantissima che arriva come terza di quelle appena affrontate, che non ci fanno dormire sonni tranquilli, perché comunque bisogna stare concentrati, bisogna stare sul pezzo e quindi l'affronteremo come al solito. Abbiamo recuperato energie fisiche e nervose e quindi bisogna mettere in campo tutte le componenti che la squadra fin qui ha messo in campo, perché è una partita tosta. Adesso riprendono le attività della Fondazione Carical dopo la pausa forzata con la presentazione di un libro di poesie di Flavio Giacomantonio. Riprendono le attività della Fondazione Carical dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia e il libro di poesie di Flavio Giacomantonio, La farfalla e l'ultimo diaframma, a riaprire il percorso culturale. Una poesia colta, si coglie dal linguaggio oltre che dai pensieri alti che ci sono e quindi non è di immediata comprensione per il lettore comune. D'altra parte è in linea con il profilo intellettuale di Flavio Giacomantonio, che è abbastanza colto, ricco di conoscenze in tutti i campi, non solo in quelli letterari ma in quelli filosofici, e nel libro ci sono riferimenti costanti ad autori di altri tempi, ma anche agli evangelisti, ai padri della Chiesa, ai filosofi. Ecco, è un libro colto attraverso appunto la poesia, che è un veicolo per far conoscere anche non solo l'autore, ma anche gli autori ai quali lui fa riferimento costantemente. Gli appuntamenti culturali della Fondazione Carical continueranno il 20 luglio con la musica, ma soprattutto c'è attesa per il premio per la cultura mediterranea, previsto per il 9 ottobre, che coinvolgerà famosi scrittori. I nomi
ed opere di altissimo livello e quindi siamo in linea, ecco, con quello che si è fatto nel passato. Manteniamo alto, ecco, il nome del premio e anche la sostanza dello stesso. Si chiama Disinfiammarsi mangiando, il nuovo libro di Francesco Garritano, edito da Falco Editore. Si tratta di ricette salutari per spegnere l'infiammazione nell'organismo. Pagine curate dall'autore, che è un affermato nutrizionista. Sentiamo. Ci abbiamo all'estate, anzi siamo in piena estate, dopo un periodo molto duro che è stato quello del lockdown. Anche la nostra dieta, quindi i nostri cibi, possono aiutarci a recuperare una perfetta forma e affrontare il caldo. Dottore Garritano. Assolutamente sì, bisogna ripartire dopo questo periodo difficile, bisogna ripartire non solo con l'alimentazione ma prima con il movimento, e l'alimentazione è nostra amica, nostra associata. Adesso c'è tanta bella roba, tanta frutta di stagione, ma ovviamente possiamo sfruttare tante cose buone e tante preparazioni buone, perché questo poi è il concetto che porto avanti da tempo, cioè di variare sempre l'alimentazione, non farla sempre monotona. Io racconto sempre un aneddoto, nelle mani mi vengono tanti libri di ricette pieni di zuccheri, pieni di farine raffinate, invece in questo libro non troviamo né zuccheri né farine raffinate, ma troviamo ovviamente ingredienti sani. Con l'alimentazione si possono prevenire le malattie? La prevenzione penso che ci dobbiamo puntare un po' di più, non già quando abbiamo la patologia, ma già prima, cioè dobbiamo cominciare un po' di fare delle scelte giuste a tavola, ma veramente crederci. E adesso la rubrica sulla borsa, vediamo. Chiusura incerta per gli eurolistini. In Europa l'attenzione era rivolta soprattutto sulla riunione della BCE, che ha lasciato invariati i tassi e confermato il programma di acquisti pandemici almeno fino a giugno 2021. Il presidente Christine Lagarde ha poi esortato ad approvare il prima possibile il Recovery Fund, auspicando che il piano preveda aiuti per 750 miliardi, prevalentemente a fondo perduto. Nel frattempo i dati macroeconomici diffusi dalla Cina hanno smorzato l'entusiasmo innescato negli ultimi giorni dai progressi nella corsa al vaccino contro il Covid-19, ricordando quanto lunga e difficoltosa sia la strada verso una totale ripresa dell'economia. Sullo sfondo restano le tensioni tra Washington e Pechino, anche se la Cina ha confermato il rispetto dell'accordo commerciale di fase 1, mentre il presidente americano Donald Trump sarebbe intenzionato a non inasprire ulteriormente i rapporti e avrebbe escluso nuove sanzioni nei confronti dei funzionari cinesi. A Piazza Affari il FTSE MIB termina poco sopra la parità a più 0,4%, seguito dall'Ibex 35 di Madrid a meno 0,2%, il DAX di Francoforte a meno 0,4%, il CAC 40 di Parigi a meno 0,5%, il FTSE 100 di Londra a meno 0,7%. Oltreoceano arretrano il Dow Jones a meno 0,4%, l'S&P 500 a meno 0,7% e il Nasdaq a meno 1,4%. Sul Forex l'euro-dollaro avanza a 1,143, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale a 107,1. Tra le materie prime arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,6% a 43,6 dollari e il WTI sempre a meno 0,6% a 41 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund resta in area a 164 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo all'1,18%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano Telecom Italia a più 4,4, bene anche Saipem a più 2,1, mentre Atlantia a meno 5,4% rimane volatile in scia alle speculazioni sulla valutazione della controllata ASPI nell'ambito dell'accordo per l'ingresso in CDP. Grazie e buon proseguimento di serata. Vediamo insieme le previsioni del tempo. Nei prossimi giorni correnti più umide di origine atlantica andranno a disturbare l'anticiclone delle Azzorre, apportando un po' di instabilità pomeridiana anche sulla Calabria. Domani sereno poco nuvoloso, salvo annuvolamenti pomeridiani, con possibili rovesci su Pollino, Sila, Serre e Aspromonte. Temperature stazionarie, passiamo a mari e venti, domani mari generalmente calmi, ma con moto ondoso in aumento sul Tirreno nel corso della giornata.
venti deboli da ponente sul Tirreno e regimi di brezza sullo Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.